L'interrogatorio avverrà domani alle 9:30 presso il carcere di Santabona e lui non intende sottrarsi alle sue responsabilità, anche se delle idee sempre un po' confuse, perché io credo che sia molto scioccato da tutta la situazione. Lui dice che non vuole uscire dal carcere, nel senso che è una misura alternativa, no, ha detto che non se ne parla proprio, e anche perché non vuole disturbare nessuno, che il suo posto è quello ed è giusto che stia lì. Non si dà pace il 74enne Sergio De Zen in attesa di essere interrogato dal GIP di Treviso nel carcere di Santabona, dove si trova con l'accusa di aver ucciso con una coltellata al petto la moglie Emanuela Abittante, 77 anni, da alcuni giorni rientrata nella loro casa di Via Meti a Coste di Masera dopo un lungo ricovero a causa di un ictus all'ospedale di Montebelluna. La donna era allettata e costretta ad alimentazione con sondino e tracheotomia, una situazione delicatissima per l'uomo diventata ingovernabile. Lui si è sentito abbandonato da tutti, ma non è, vede, non è l'ospedale di Montebelluna, l'ospedale di Treviso, purtroppo è un problema nazionale. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall'autopsia disposta per venerdì sul corpo della 77enne. Nelle scorse ore intanto l'avvocato di De Zen si è sentita anche con la figlia Aurora, che era stata individuata come caregiver della madre. E ho scambiato proprio poche parole questa mattina al telefono, ma cerco di essere più discreta possibile perché mi rendo conto che è un momento molto difficile. Aurora dovrà decidere se rivolgersi a un avvocato. In linea di principio nel processo contro il padre potrebbe costituirsi parte civile, ma è solo un'ipotesi. La 45enne è stata sentita nell'immediatezza dei fatti e la sua versione pacifica: al momento del delitto stava riposando in un'altra stanza. Gli stessi rapporti intrafamiliari potrebbero essere indagati in un secondo momento, anche se la procura di Treviso, guidata da Marco Martani, tende a escludere ogni premeditazione, così come ipotesi estrema che la donna abbia potuto suggerire al marito di compiere il gesto. Manuela era sì gravemente invalida, ma cosciente. Che lei potesse scrivere delle parole è stato detto anche a me con una mano perché l'altra era completamente paralizzato, il braccio completamente paralizzato. Quindi io non ho la minima idea se effettivamente ci sia stato anche un desiderio della signora. E il marito, lui mi riporta soltanto quello che le ho detto poco fa, insomma, ecco, che lui non sopportava di vederla così perché non era vita, ripete continuamente questo, perché non è dignitoso, perché ovviamente la signora era incontinente, la signora non riusciva a mangiare, non riusciva a parlare e per lui dopo 50 anni di matrimonio non era sostenibile vederla ridotta così.